Il dossier sulle zone interne e le 6 proposte operative elaborate dalla Confindustria della Sardegna Centrale, che verranno presentate per l'ennesima volta al governatore Francesco Pigliaru, che sarà a Nuoro venerdì in occasione dell'assemblea plenaria dell'associazione, dimostrano che il nuorese non si vuole arrendere di fronte ad un declino che sembra ormai scritto nei numeri. I pensionati sfiorano la metà della popolazione residente, il numero di buste paga è pari a un quinto, ma in continuo calo. La disoccupazione ha raggiunto livelli record in una Sardegna che non brilla sotto questo profilo. Proposte che tolgono qualsiasi alibi alla politica nazionale e regionale, che spesso ha accusato i rappresentanti delle forze datoriali e sindacali del nuorese di sapersi solo lamentare e di non proporre interventi operativi. Le soluzioni sono state a più riprese indicate, ma dalla Regione le risposte, anche quando ci sono state, vedi il piano di rilancio del nuorese, ormai attivato da 2 anni e mezzo, e del quale ancora non si vedono i primi risultati, tardano ad arrivare. Un patto firmato il 15 luglio del 2016 dal Presidente Pigliaru, ma che non è ancora decollato. Alla fine dell'anno la Regione, attraverso l'allora capo di gabinetto della Presidenza della Regione, Filippo Spanu, da ieri assessore agli affari generali, aveva presentato un cronoprogramma che prevedeva i primi risultati del piano di rilancio del nuorese all'inizio del 2017. Ma dopo la costituzione della commissione di valutazione e le prime riunioni, da un paio di mesi sulla vicenda sembra calato il silenzio. In ballo ci sono 81 milioni di euro che rischiano di arrivare fuori tempo massimo, quando ormai potrebbero servire solo per sgombrare le macerie di un territorio che continua a spopolarsi e a vedere chiudere le aziende. Non per incapacità, ma per mancanza di strumenti essenziali per poter reggere la concorrenza sempre più agguerrita, cui lo Stato nazionale fornisce spesso infrastrutture e risorse.